All'inizio il Palio era competitivo nel senso che veniva assegnata una medaglia d'oro allo spettacolo ritenuto migliore. E successivamente però i ragazzi stessi giustamente hanno chiesto che non si premiassero più gli spettacoli ritenuti migliori. L'idea della competizione sembrava un'idea non giusta per chi faceva cultura, come era fare teatro. Io non ricordo questa cosa proprio da parte di nessuno, che si vincesse per vincere. Era proprio l'ultimo dei nostri pensieri, non c'era proprio questo pensiero. Sia Rodolfo che Ciro hanno capito che non era il concorso, non era il migliore la cosa importante, ma l'esperienza che veniva fatta. Il teatro non è mai un fine, è un mezzo. Poi, se il percorso è fatto bene, gli spettacoli sono clamorosamente belli. Tutti gli spettacoli hanno la loro ragion d'essere, che siano belli o brutti, a livello di esperienza umana, sociale, culturale, rimane comunque qualcosa che ha una valenza positiva, comunque sia il risultato. La cosa più bella, più importante che facciamo quando lavoriamo al Palio è tutto il lavoro di preparazione. Far parte di un gruppo, di un'esperienza comune, e quello è il premio. Penso che su questo il Palio di Udine è riuscito negli anni a differenziarsi da altre rassegne di teatro scuola. Si è capito che il processo vale più del risultato. Il processo è quello che ci interessa, cioè prendere dei ragazzi trasformando la loro percezione sia del teatro ma anche del loro corpo, della voce e creando emozione per loro soprattutto. Il teatro appunto è il percorso che fai dall'inizio, tutte le prove, il dividersi le parti, l'entrare nel personaggio, aiutare gli altri a entrare nel proprio. Il Palio ha senso al di là sia di andare in scena che addirittura di fare una buona riuscita scenica. Perché comunque il teatro per forza ti costringe a un lavoro di squadra, per forza ti costringe a rispettare delle regole e alle volte anche a tradirle, ad ascoltare gli altri, a fare degli atti di fiducia, a confrontarsi con un materiale umano che parla della natura umana. Che sono tutte competenze poi che vanno bene nella vita, in realtà, no? Non sono solo competenze teatrali, ma travalicano l'andare in scena. Il Palio non dura solo il giorno dello spettacolo e neanche la settimana degli spettacoli, ma è proprio prima e anche dopo. È un'esperienza a tutti gli effetti di vita grandissima, bellissima. E quindi per me appunto è diventata un'esperienza che non era soltanto più teatrale, ma è diventata un'esperienza di vita, mi viene da dire, ma nel senso che è come se mi avesse dato un pochino la bici per stare al mondo in generale, ecco. Una popolazione di persone che sono passate attraverso il Palio conosce tutta una serie di modalità che chi non lo ha fatto temo non conosca. La finalità non è quella di mettersi in mostra a fare meglio degli altri, ma far funzionare uno spettacolo, quindi ti fa anche ragionare in quell'ottica. Il teatro è anche il luogo del gran divertimento, del gran casino, della grande gioia, della grande libertà. Perché il teatro è un gioco. Jouer vuol dire recitare in francese a un certo punto e di fatto corrisponde la recitazione a un gioco. Anche il gioco, se ci pensi, per i bambini ha questa funzione qua, no? Il fare finta che, visto che è una cosa finta, posso permettermi di sbagliare, di fare quello che voglio, insomma che non succede nulla, ma nel frattempo imparo. Cioè quando noi giochiamo da bambini non sappiamo ben delimitare, a un certo punto, e ben distinguere la parte reale dalla parte fittizia, la parte fantastica dalla parte reale. Ecco, e questo è tipico del teatro. Giocare, divertirsi è fondamentale in sala prove, ma nella vita, perché se non ci si diverte quando si fa qualcosa è un po' tempo perso. Questo gioco col personaggio è qualcosa che va a toccare in profondità. L'aspetto ludico poi diventa appunto la sperimentazione di per se stessa, no? Di quello che sei, come se riuscisse ad acquisire tutte le connotazioni del reale
però in uno spazio che appunto diventa simbolico e quindi ti consente di fare le cose senza aver paura, diciamo, di sbagliare, e mettendo in campo tutto quello che è il tuo potenziale, perché ti senti libero di poter fare qualsiasi cosa. Mi fa effetto è questa libertà, è questo entusiasmo, questa non paura, anche questo gusto per la provocazione. Ma il teatro con i ragazzi, secondo me, può essere anche eccesso, può essere disobbedienza, può essere provocazione, ma allo stesso tempo è molto ascolto, è molto anche misura. Assorbi delle regole e le comprendi e le fai tue. Poi condividi e comunichi questa tua esperienza su un palco. È vero che il laboratorio e lo stare in scena hanno delle regole, ma tutto il resto invece è l'anarchia, ed è un'anarchia pulita che manca, secondo me, in generale nel contesto quotidiano. È un ambiente totalmente diverso rispetto a tanti altri, in cui anche ci si mette in gioco in maniera creativa. Il teatro è davvero vitale, non so come dire.